A 7-8 mesi dall'inizio della pandemia ancora non esiste un programma di ricerca nazionale finanziato dal governo per dare fondi all'università per trovare soluzioni. Un vaccino anti-Covid non è dietro l'angolo e il professor Andrea Crisanti è duro sulla ricerca in Italia. I 550 produttori della cantina Colli Eugane e Idivò la sostengono con quello che sappiamo fare meglio, dicono, il vino. Per ogni bottiglia venduta, €1 all'Università di Padova. Oggi diamo un contributo di 50.000 euro all'università. Cerchiamo di dare una mano a quello che è la ricerca, a quello che è la scienza, in cui tutti noi crediamo che sia la soluzione al problema. La raccolta fondi prosegue per tutto l'anno con l'appoggio di marchi della grande distribuzione, obiettivo 100.000 bottiglie. C'è il sindaco di Vo, c'è il rettore dell'Ateneo. Noi veramente vediamo questo legame col territorio come molto importante e lo facciamo ricadere su tutta la ricerca utile alla crescita della nostra società. I numeri del contagio sono in movimento anche da noi. Ma io direi che è troppo presto ancora di parlare di seconda ondata. Per la sua esperienza, quali sono i test più attendibili? Guardi, non c'è un test attendibile per ogni situazione. I test rapidi sono facili da utilizzare, però non hanno la stessa sensibilità dei test tradizionali. Se voglio eliminare il virus da quella comunità, devo ripassare quella comunità tutta quanta con il test tradizionale.